Buonasera a tutti. Quello che state sentendo è un mottetto di Orazio Benevoli. Orazio Benevoli è un compositore importante per la nostra storia della musica. È un compositore che vive a Roma, opera a Roma, e è successore della scuola, diciamo, di Palestrina, della grande scuola romana. Alziamo un po' il volume così lo si vede meglio. È un compositore famoso per aver scritto opere gigantesche con organici enormi. Si narra che per Caterina di Svezia preparò un Te Deum fatto di 6 cori. Immaginatevi 6 cori che probabilmente ha un numero di 4-5 voci per coro, e quindi almeno una partitura da 24 o 30 voci. Chi conosce la musica di questo periodo saprà che parleremo di autori che a volte sono poco conosciuti nella storia della musica. Sono autori con nomi strani come Benevoli, Pitoni, ma parleremo anche di altri autori. Oggi parliamo del Seicento, tutto quello che c'è attorno e dopo Monteverdi, per arrivare al grande barocco. Parliamo del repertorio prevalentemente italiano, anzi solo italiano. Soltanto un autore voglio citare che non è italiano e che non lavora in Italia, perché è collegato proprio a Benevoli. Orazio Benevoli fu un compositore conosciutissimo in tutta la sua vita, e poi è stato molto conosciuto e molto apprezzato per un'opera, una grande messa, la Missa Salisburgensis. Per tanti anni si è parlato di questa grande messa, di questa messa a 52 voci, con strumenti, un'opera gigantesca, fino a che qualche decennio fa si è capito che non era sua. Era nello stile di Benevoli, perché aveva una grandiosità straordinaria, perché aveva tanti strumenti, tanti cori. Era veramente quello che era ritenuto lo stile del primo barocco romano, quello policorale, che è diverso dal policorale veneziano. Poi a un certo punto però ci sono accorti che probabilmente lo stile era troppo diverso da quello che era proprio quello di Benevoli, e in effetti è stata scritta quasi 50 anni dopo da Biber, compositore invece austriaco. Infatti si chiama Missa Salisburgensis e non Missa Benevola, come inizialmente qualcuno la chiamava. Poi la Missa Benevola è diventata un'altra, che è una messa per 4 cori a 4 voci. Ecco, di questa Messa Salisburgensis vi faccio sentire l'inizio. Sentite la grandiosità. Non è un'opera come quella che abbiamo sentito prima, di metà Seicento romano, ma è un'opera fastosa e ricca. Siamo nei primi del Settecento e siamo a Salisburgo. Sentite che gli strumenti hanno preso uno spazio più ampio, più grande rispetto alle voci, perché il Seicento ci porta in questa direzione. Se qualcuno è stato con me la settimana scorsa o ha rivisto Sottoscala quando parlavo di Monteverdi, si è visto come Monteverdi proprio prende il Rinascimento e lo porta verso il Barocco, inserendo strumenti, inserendo brani concertati, inserendo pian piano sempre più lo strumento e gli strumenti come corpo che dialoga con le voci, e quindi questa Missa Salisburgensis rappresenta sicuramente questo stile. Mentre torniamo un po' indietro, torniamo a Benevoli, che scrive questi brani policorali, un policorale che si diffonde in Italia secondo due direttrici. Una è quella romana, con questa grandiosità e questa scrittura però che rimane quella palestriniana, quindi la scuola romana, molto basata sul contrappunto e sull'intreccio. E poi c'è la scuola veneziana, che invece avrà un lavoro anche nuovo di articolazione vocale, che porterà
a uno sviluppo maggiore di quello che è il concertato, di quello che poi diventerà il piccolo e il grande gruppo, quindi il concertino e il concerto grosso. Quindi una struttura che avrà un'articolazione musicale, tecnica e di fioriture molto diversa da quella dello stile romano. Passiamo ad ascoltare sempre nello stile romano un autore che è a cavallo tra il 500 e il 600, contemporaneo di Benevoli, ma nasce un po' prima e quindi nello stile si riconosce ancora di più l'idea del Rinascimento, che è Gregorio Allegri, quello del famosissimo Miserere di Allegri. Il Miserere di Allegri è un'opera mitica. L'allievo e amico Enrico Correggio ci ha fatto una tesi dimostrando una serie confutando una serie di leggende su questo brano. È un'opera che è stata eseguita ogni anno in Sistina e poi richiusa nei cassetti segreti della Sistina. È diventata leggendaria con la trascrizione a mente, ad orecchio di Mozart, che sembra che l'abbia trascritta. Ci sono tante leggende intorno al Miserere. Ecco, anche se Gregorio Allegri è ancora legato a una scrittura tipicamente rinascimentale, si comincia a sentire nell'evoluzione delle voci, nel lavoro armonico, dell'armonia proprio interna e nel tessuto musicale, nello spazio che viene lasciato anche alla libertà delle fioriture, si comincia a sentire quel barocco che già parallelamente a Venezia con Monteverdi era già molto avanti. Questo è il gregoriano alternato. E abbiamo detto Benevoli, poco prima di lui Gregorio Allegri, poco dopo Benevoli e quasi parallelamente, perché Benevoli è del 605 e muore nel 672 e Carissimi è del 605 e muore nel 74, quindi Giacomo Carissimi, che vive anche lui a Roma, e vi faccio sentire il Plorate. Molti che seguono i 40 secondi l'hanno già apprezzato la mattina che ho presentato quest'opera. È il finale dello Jefte. E con Carissimi facciamo ancora un passo avanti a Roma. Siamo alla costruzione di oratori, strutture in cui cominciano le voci a cantare anche da sole perché rappresentano dei personaggi, dei drammi musicali che raccontano storie semplici perché possano aiutare le persone a comprendere i momenti biblici e gli insegnamenti della Bibbia. Come sempre in sottoscala non posso soffermarmi troppo perché in 10 minuti voglio farvi sentire un po' di cose, ma chi non ha sentito il Miserere di Allegri se lo senta assolutamente, ma anche chi non ha mai ascoltato lo Jefte perda e investa quei 25 minuti per la grandiosità di quest'opera e per piangere con questo Plorate che chiude l'oratorio di Carissimi. È veramente un peccato dover staccare questa musica, ma procediamo avanti. Cosa succede a Venezia in questo stesso periodo? Abbiamo detto che ancora nei primi del 600, anzi arriva proprio nei primi del 600, nel 613 arriva Monteverdi a Venezia e Monteverdi fa da nome tutelare di tanti compositori, tantissimi importanti. Dopo i Gabrieli trovano in Monteverdi un esempio da seguire e da imitare. Tra questi vi faccio sentire di Francesco Cavalli, autore, le date non me le ricordo, quindi ve le devo leggere, dal 602 al 1676 vive, nasce a Crema, ma vive poi a Venezia, dove ha la fortuna di lavorare proprio con Monteverdi. Lauda Jerusalem, riconoscerete, per chi conosce il Lauda Jerusalem del Vespro della Beata Vergine di Monteverdi, qualche assonanza e sicuramente quello stile concertato che anche in altre
in altri compositori stava nascendo, in cui gli strumenti cominciano veramente a concertare con le voci e a prendersi il loro spazio, e questa grandiosità, questa luce, questa articolazione tipica della musica veneziana. Ecco, Lauda Jerusalem di Francesco Cavalli. Sentite, ci sono anche gli eco che vengono finalmente scritti con una P già da Monteverdi e da altri autori. Si cominciano a scrivere le dinamiche nelle partiture. E come accadeva nel Vespro di Monteverdi, gli strumenti che creano dei momenti di passaggio. Ecco, con Cavalli in questo periodo ci sono tanti altri autori, siamo ormai a metà 600, e lo stile è questo, uno stile concertato, uno stile molto, molto vivace. È nata ormai con forza l'opera e diciamo che la musica si sta sviluppando su due direzioni totalmente differenti, la musica operistica e il teatro. E il teatro non nasce soltanto, non si sviluppa soltanto a Venezia, ma si svilupperà anche a Roma e anche a Napoli, e da lì si diffonderà in tutta Europa. Grandi autori che chi fa musica corale conosce come grandissimi autori di musica corale sono stati prima operisti e poi musicisti di chiesa, come Cavalli, ma come Lotti, ma lo stesso anche Alessandro Scarlatti, il padre di Domenico. Cioè la musica ormai è diventata quella importante, quella che porta la fama, i soldi, che porta ad andare in giro per il mondo. Lotti chiederà in fin di vita di andare a Dresda per sentire due sue opere che vengono rappresentate. È la musica operistica. La musica sacra è ancora importante, ci sono ancora importanti opere, ma soprattutto nell'ambiente cattolico con forza si impone nel mondo, diciamo, l'opera, e quindi i musicisti si dedicano sempre di più a questo genere. Inoltre nascono anche delle forme di musica che prima erano meno ampie, come la musica da camera, e perché gli strumenti hanno cominciato a prendere sempre più il loro spazio, e quindi nascono anche le forme di musica da camera come i trilli, le sonate e tante altre forme. Vi faccio sentire Antonio Caldara 1670-1736 e Antonio Lotti 1667-1740, due compositori paralleli che lavorano a Venezia e scrivono due crucifixus. Lotti in effetti ne scrive tre di crucifixus, quello di Caldara è a 16 voci, Lotti ne scrive uno a 10, uno a 8 e uno a 6. Oggi vi faccio sentire quello a 6, il più conosciuto è quello a 8 voci, quindi Antonio Caldara e Crucifixus a 16, vediamo se arriva. Sta arrivando, Sentite l'intreccio. Tipicamente barocco in questo aggancio tra una voce e l'altra, cercare la dissonanza e poi la consonanza. Siamo a 16 voci, il coro è molto aperto e quindi Venezia rimane anche molto legata allo spazio, alla policoralità. Lo fermo per dirvi che la cosa interessante è che qui c'è proprio un percorso di filiazione dal punto di vista stilistico da un grande a un altro grande. Siamo passati da Monteverdi, che passa un po' il testimone a Cavalli, allo stesso tempo, nello stesso periodo di Cavalli, un po' dopo arriva Legrenzi, autore che ha lavorato assieme a Cazzati al Duomo di Bergamo, però va a Venezia dove insegna
è docente proprio di Caldara, e quindi ci sono grandi nomi, importanti nomi, come anche Grancini, che invece lavora a Milano. Il nord, diciamo, è tutto abbastanza in collegamento, anche se sono stati diversi, ma è tutto in collegamento, e ci sono concorsi veri e propri per diventare il maestro di cappella. Pensate che Legrenzi prova a fare un concorso per essere maestro di cappella, mi sembra proprio di Bergamo, arriva secondo a pari merito con un altro, allora gli chiedono di rifare le prove per vedere chi tra i due è veramente il più bravo. Quindi c'erano delle gare per diventare il maestro di cappella di una grande città, di una grande cappella musicale o di una corte. Immaginate come se oggi per scegliere un giocatore di calcio li dovessimo provare prima. Mi fai 2 partite, se fai più gol dell'altro ti prendo in squadra, altrimenti puoi tornare. Se fai gli stessi gol facciamo la finale. Ecco, Allegrenzi proposero di fare una finale tra lui e un altro, e decise di non andare. Andò a Venezia, e a Venezia ha insegnato, tra le altre cose, ha lasciato anche lui importanti insegnamenti, e quindi è un passaggio di testimone Monteverdi, che arrivava ancora da altri autori, da ingegneri, e quindi pian piano questo stile si porta di compositore in compositore, ognuno aggiunge qualcosa. Il grande stacco è stato certamente Monteverdi. Siamo arrivati a Antonio Lotti. Dicevo che ha scritto vari Crucifixus. Questo è quello a 6. Per certi versi è molto più drammatico di quello a 8, perché le voci si muovono più insieme, con alcune che vengono lasciate da sole a evidenziare le dissonanze. È evidente che la vicinanza con Caldara, hanno scritto anche delle cose assieme, è fortissima, lo stile ormai è questo, e sarà uno stile che riconosceremo, possiamo riconoscere anche nelle opere di ambito napoletano o romano. Da qui partirà di lì a poco, qualche decennio dopo, l'idea dello Stabat di Pergolesi. Nasce da questo manierismo ormai di come si lavorano sulle dissonanze. Chi non ha mai ascoltato il Crucifixus ha 8 voci solo ascolti, ma chi è curioso di sentire questo meraviglioso Crucifixus a 6, ascolti quest'opera di Antonio Lotti, perché è straordinaria. E ripeto, tutti autori che vivono parallelamente ai grandi che noi conosciamo, i grandi tedeschi, Handel, Bach. Qui siamo un pochino prima, ma non molto prima. Pensate che Lotti muore nel 740 e Caldara nel 36, Bach nel 750, quindi sono i paralleli di Bach, di Handel, prima c'è stato Buxtehude in Germania, quindi un livello straordinario nella musica tedesca, ma l'Italia con questi autori si difendeva sicuramente benissimo, e come dicevo prima si dedicava moltissimo all'opera. Cosa succede in ambito romano invece? Cosa succede in ambito romano? In ambito romano, da carissimi, è nato l'oratorio, ci sono altri autori, nasce una scuola anche napoletana che è stata riscoperta dalla Pietà dei Turchini con Fiorio. In questi ultimi 30 anni hanno riscoperto compositori straordinari, una scuola straordinaria, e c'è un compositore che poi sarà anche il padre di un altro grandissimo, che sarà Domenico, Alessandro Scarlatti, padre di Domenico, ma non è famoso, non deve essere famoso perché è il padre di uno dei più grandi compositori italiani, almeno per la musica tastiera, e importanti compositori italiani, ma deve essere importante l'unione, anche in questo caso, tra il tardo Rinascimento e il Barocco. Cosa significa? Questo compositore fa opere, fa oratori, messe, mottetti, madrigali. Nasce a Palermo, cerca fortuna tra Napoli e Roma, Roma e Napoli, arriva a avere ruoli molto importanti, e genera una famiglia di musicisti, tra l'altro. Ecco, vi faccio sentire di Scarlatti Exultate Deo. È uno dei mottetti più famosi a 4 voci, ma ha scritto tantissima musica.
chi non conosce l'Exultate Deo, chi canta in coro in qualche rassegna o in qualche concorso se l'ha dovuto ascoltare o cantare. È un brano divertente, vocalmente non semplice, che presenta lo stile contrappuntistico antico ma già con una articolazione delle voci ormai barocca. A Roma, dove Scarlatti opera, Scarlatti è del 660 e muore nel 25, in quell'epoca si sta creando una nuova scuola. C'è Corelli, grande compositore e suonatore di violino, compositore di concerti, di sonate per violino, ma ci sono anche altri autori. C'è Pitoni, Giuseppe Ottavio Pitoni è un altro compositore che segue le orme di quello da cui siamo partiti, che era Orazio Benevoli. Tradizioni corali sterminate con grandi, e a studiare con Pitoni viene un compositore da Trento. Ne parlo perché è poco conosciuto, ma è un altro innovatore, soprattutto nella musica per violino. Questo per pensare che oltre a Corelli, oltre a Vivaldi, oltre ad altri musicisti che lavorano sul violino, c'è anche Bonporti. Ascoltate quello che scrive Bonporti per violino quando va a Roma. Dopo i suoi studi a Trento, va a Roma, studia musica sacra con Pitoni e violino con Corelli, due a caso così, in particolare Corelli. Ormai siamo nel barocco, gli strumenti hanno preso il sopravvento, le voci cominciano a imitare gli strumenti e quindi passiamo a alcune grandi opere del barocco italiano. Un Magnificat di Durante, compositore che opera a Napoli. È nata la grande scuola napoletana. Francesco Durante. Questo è il Magnificat, una partitura straordinaria e tantissime altre opere bellissime ha scritto lui, come tanti altri. Arriveremo poi fino a Pergolesi, Porpora, Paesiello. E come risponde Venezia a questi grandi autori? Con Vivaldi, non solo Vivaldi, Albinoni, Marcello. Però Vivaldi è la degna conclusione di questo percorso che da Monteverdi ai contemporanei, dagli allievi di Monteverdi e da quello che succedeva in Italia tra Roma e Napoli nel 600 ci lascia questa grande eredità riscoperta a Siena con le settimane senesi 100 anni fa dal Conte Chigi e da alcuni grandi musicisti italiani dell'epoca. Chiudere con il Gloria di Vivaldi, passati da Durante, da Carissimi, da Antonio Lotti, da Scarlatti. Potremmo andare avanti con Scarlatti, con il figlio che ha scritto lo Stabat 10, un'opera straordinaria. Ecco, non sembra che l'Italia abbia molto da farsi invidiare rispetto al repertorio che in genere riteniamo il grande repertorio del barocco, che è sempre quello e soltanto quello tedesco. Siamo forse stati un po' meno contrappuntisti, perché qui il lavoro contrappuntistico è un pochino più semplice, ma è musica grandiosa che esprime l'articolazione, la flessibilità, la leggerezza del nostro popolo. Ciao a tutti e ci vediamo martedì prossimo. Domani sera alle 21:30 un incontro con 5 esperti di musica liturgica italiana: Gianmartino Durighello, Walter Marzilli, Gianfranco Cambareri, Don Riccardo Miolo, che è il referente della musica
sacra della diocesi di Milano, e Alessandro Ruorui. Ciao!